E allora eccoci ritornati in studio per la nostra rubrica del Memento, il nostro spazio nella quale come dire, torniamo sui temi che abbiamo già affrontato in trasmissione. E questa sera parleremo di infrastrutture, Ermanno, parleremo di infrastrutture e torneremo a parlare di alta velocità. Sì, cioè quella alta velocità che è necessaria, poi parliamo anche del TAV se vogliamo, ma insomma quello che è importante sono i collegamenti all'interno del paese che sono fondamentali. Siamo arretrati di 20 anni, quindi cosa aspettano a aprire queste nuove ferrovie quando tutto il mondo, Cina compresa, ormai hanno migliaia di chilometri attivi? Ecco, questo è l'argomento di Memento di oggi. Certo, e investimenti miliardari per le opere da realizzare. Allora, in quest'ultimo periodo c'è stata come dire, una voce che si è alzata dal nord-est in particolare per, come dire, per attivare una sensibilità politica per la realizzazione di un'alta velocità nella tratta tra Padova e Bologna. Ma parleremo della tratta Padova-Bologna, ma anche un po' di tutta l'alta velocità e alta capacità qui nel nostro paese. Ne parliamo con gli ospiti che abbiamo in studio e in collegamento. In studio saluto l'onorevole Roberto Caon. Buonasera Caon. Grazie a voi e a tutti i telespettatori. Esponente veneto di Forza Italia. Abbiamo invece in collegamento da Verona Germano Zanini. Buonasera Zanini. Buonasera a tutti i telespettatori. Ecco, del Comitato Veneto TAV. Allora, si parlava della Padova-Bologna, ma la Padova-Bologna è un tassello di una rete che, come diceva giustamente Ermanno, in Italia è indietro ormai di 20 anni. E allora, prima di aprire il dibattito, di sentire anche quali sono le motivazioni e le ragioni per cui bisognerebbe incentivare questo tipo di trasporto, vi proponiamo un breve servizio nel quale abbiamo un po' riepilogato la situazione italiana, abbiamo anche confrontato con l'estero. Vediamo. È considerata indispensabile anche se sembra sia stata dimenticata dalla programmazione politica. Stiamo parlando della ferrovia Padova-Bologna, una tratta di 124 km a doppio binario elettrificato. Una linea che mondo produttivo e politico vorrebbe fosse ammodernata e trasformata in alta velocità e alta capacità. Treni più veloci, tempi di percorrenza dimezzati, più merci trasportate, meno traffico sulle autostrade, meno inquinamento, messa in sicurezza della linea. Un piccolo tassello che si inserisce nel più ampio piano di ammodernamento della rete infrastrutturale ferroviaria italiana, che porterebbe ad un collegamento veloce su rotaia da Venezia a Torino e poi verso nord, su Verona, Bolzano e Innsbruck, aprendo la strada a un collegamento veloce verso il centro-nord Europa. Secondo Eurostat però, sul mercato dei passeggeri in Italia i treni fanno soltanto il 6% del totale, 2 punti in meno della media europea e molto meno rispetto a paesi come Francia e Germania. L'auto resta invece il mezzo preferito per l'80% degli italiani. Per le merci il discorso non cambia. In Europa più del 70% dei prodotti passa su gomma, mentre su rotaia gira solo poco più del 20%, così come in Italia. Tutto questo perché il trasporto su gomma resta meno costoso che usare i vagoni. Usare la rotaia però per il trasporto merci permetterebbe una riduzione delle emissioni di CO2, che su strada è più del triplo rispetto alle ferrovie. In tutti questi anni quanto abbiamo inquinato? Delle 130 opere strategiche indicate dal Ministro dei Trasporti, buona parte sono ferroviarie. Alcune tratte dell'alta velocità sono in costruzione, ma si procede a rilento e per il loro completamento ci vorranno ancora anni. Come mai in Italia si impiega così tanto? Ma oltre alla lentezza c'è anche il costo di realizzazione, che in Italia è particolarmente elevato. C'è qualcuno che se ne approfitta? O c'è una volontà nel non sviluppare determinate infrastrutture per avvantaggiarne altre? Secondo la Corte dei Conti europea, ogni chilometro di linea alta velocità realizzato finora in Italia è costato in media il doppio di quanto è costato oltre confine. 28 milioni di euro a chilometro in Italia contro i 13 dei tedeschi, i 15 dei francesi e i 14 degli spagnoli. Il costo totale per l'alta velocità italiana è stimato in 42 miliardi di euro per 1200
280 km di linea. Se si considerano i progetti già completati e si sommano a quelli in via di realizzazione, il costo per chilometro sale a 33 milioni, con picchi di 54 milioni sulla Torino-Milano e i 68 milioni al chilometro per la Bologna-Firenze. La Torino-Salerno, lunga oltre 1000 chilometri, è costata 15 anni di lavori e 32 miliardi di euro, il doppio della media europea. Questi costi più alti in Italia vengono attribuiti alla montuosità del terreno e alla elevata urbanizzazione del territorio. Dobbiamo crederci? In Cina la tratta ferroviaria Pechino-Shanghai, inaugurata nel 2011, è stata realizzata in 39 mesi, 1300 km per un costo di 18 miliardi di dollari e viaggiano a 500 km orari. Beh, ecco, diciamo che questi sono alcuni confronti che vengono fatti, cioè sono i dati, diciamo, che ci mettono, come dire, di fronte a una realtà ben diversa all'estero rispetto al nostro paese, Caon. Guardi, io non faccio politica, non sono né tecnico delle ferrovie e tantomeno faccio il magistrato. Sono tutte cose che spettano ad altri. La politica è quella di portare al centro il problema e i tecnici e tutto il resto devono risolverlo. Non spetta a me dire se è cara, se non è cara. Se questi dati qua sono convinto siano veri, sicuramente c'è da rivedere, però non spetta al politico questa fase qua. Il politico è quello di tirare fuori dei progetti, sia che gli mettono là dei progetti e per diciamo, tramite una volontà politica. Una volta che la volontà politica si viene espressa, i tecnici devono fornire dei progetti e si sceglie il miglior progetto, meno impattante possibile, perciò non posso dire niente su questo aspetto. Le ferrovie dello Stato cosa stanno a fare? Perché non è una questione politica, è vantaggio delle ferrovie dello Stato avere dei treni veloci e riempirli invece di far volare la gente con gli aerei. Io, allora, è sempre una questione politica, ma per quanto riguarda parlare di costi, purtroppo non è di mia competenza. Bisogna essere sinceri, cioè il politico deve fare il politico, i costi è una questione tecnica e poi se ci sono dei costi che non collibano con il resto del mondo, deve essere la magistratura che indaga. Queste sono le tre, se no il politico si deve fare il tecnico sì, è così. Il politico controlla. No, il politico deve tirare fuori le cose. Cioè io non posso cambiare mettere il posto del tecnico e tanto meno il posto della magistratura. Però il problema è che il politico ha la possibilità di mettere in piedi una commissione e stabilire se gli appalti sono giusti, dove sono andati a finire tutti i soldi, qual è il prezzo che viene praticato a livello europeo e qual è perché l'Italia deve pagare sempre di più. Di indagini, però sono sempre cose che purtroppo adesso ci sono anche tutti quanti i vari enti che fanno il controllo e via via, ma ripeto, tante di queste cose vengono fuori purtroppo a lavori compiuti, cioè la commissione di controllo o di garanzia o di ispettiva la fai purtroppo quando il problema esiste, non posso farla preventiva. No, allora preventivamente giustamente non si fa, ma siccome ci sono degli appalti, mi scusi, che sono regolamentati, allora in Francia se c'è una differenza massimo giustificata e giustificabile del 5% su un appalto, superato quello l'appalto salta per qualsiasi motivo e si rimette in discussione. Non posso dargli una risposta perché non sono tecnico su queste cose. Io sto dicendo, nel caso mio, parlando ai nostri telespettatori. Nel caso mio, io sto dicendo, è possibile, anzi è inconcepibile, che tra Venezia e Salerno l'unico pezzo che manca di alta velocità è tra Padova e Bologna, le due più grosse città e più importanti città del nord-est, dove si sviluppa circa il 20% del PIL, dove abbiamo la regione con più alto tasso di turismo pre-Covid, dove abbiamo una città la più conosciuta del mondo, che è Venezia, dove i costi di realizzazione, parlando di costi di realizzazione, è l'unico posto, e qua forse comincio a dargli ragione a lei,
che è tutta una piana, si parte da Padova e si arriva a Bologna, non c'è un monte, forse c'è qualche colle Euganeo, ma si parla di 600. Ecco, 600, attualmente si passa sotto una galleria dei colli Euganei a Battaglia Terme, ma poi non so con i nuovi, ma è questo quello che io mi chiedo, perché solo questi 124 km che ci creano dei grossissimi problemi, non solo in fatto di passaggio, chiamiamolo, dei passeggeri o dei pendolari, ma crea un notevole problematiche e disfunzioni anche a livello dei trasporti, perché l'interporto di Padova, che non mi sembra sia l'interporto più piccolo di Italia, ma anzi il contrario, e l'interporto di Bologna non sanno come collegarsi con queste linee fatte. Abbiamo delle rotaie e un sistema ferroviario anteguerra, cioè il sedimento dove poggia la nostra rotaia Padova-Bologna è anteguerra, perciò è inconciliabile con tutto quello che ho appena detto, e che poi magari mi riservo di dire anche cosa ci può portare l'alta velocità nel nostro territorio, che ripeto, da Venezia, tra l'altro se ci dicono che il Veneto e il Nord-Est è la locomotiva dell'economia italiana, io dico dateci le rotaie, perché l'unico pezzo di alta velocità che noi abbiamo in Veneto è tra Mestre e Padova, tra Padova e Brescia è in fase di realizzazione, ma molto lenta. Io ho fatto un'interrogazione, poi mi riservo magari di dire altre due cose. Tra Vicenza, ho fatto un'interrogazione e ho scoperto delle cose che non erano veritiere, quelle che venivano dette nei giornali da qualche ministro di allora. E l'interrogazione è stata fatta, mi sembra, settembre-ottobre dell'anno scorso, cioè, ecco, ma non molto vecchia. E comunque, ripeto, una regione come la nostra è inconcepibile che abbia solo 20 km di alta velocità. Chiarissimo, chiarissimo. Allora vorrei fare intervenire anche Zanini allora a questo proposito da Verona per parlare appunto, c'è questo tratto della Padova-Bologna, ma ricordiamo che anche la Venezia, diciamo così, la Venezia-Torino, la Venezia-Milano comunque è ancora in fase di realizzazione. Sì, buonasera a tutti i telespettatori. Quindi di fatto adesso l'alta velocità da Milano raggiunge fino a Brescia e sono a corso attualmente i lavori per collegare appunto Verona, poi Vicenza e poi fino a Padova. Porto qualche dato per capire anche l'entità dell'opera, fondamentale per lo sviluppo dell'economia del nord Italia, della nostra Italia, perché permette in pochi, ore di collegare le nostre imprese, le nostre merci, i nostri prodotti con i principali mercati europei. Sostanzialmente adesso la tratta Verona-Vicenza, vi aggiorno su questa parte di tratta, sono 44,3 km e attraversa 13 km. L'importo complessivo di questa tratta è di 2,8 miliardi. Sono iniziate le attività di esproprio in numerosi paesi e i cantieri partiranno invece nella seconda metà dell'anno. Attenzione, c'è poi l'altra tratta, la Vicenza-Padova, dove siamo ancora in più indietro con l'attività di progettazione, deve ancora essere fatta la progettazione esecutiva, siamo parecchio più indietro. Sostanzialmente tutta la tratta Verona-Padova di circa 90 km costerà 4,8 miliardi. Ma quello che dovremmo appunto vigilare tutti insieme ed essere di sprone a tutte le parti in campo riguarda i tempi. Attenzione, si parla che l'opera sarà terminata entro il 2027. Sono lunghissimi 7 anni. Il nostro obiettivo è proprio di spronare affinché si possa procedere il prima possibile per rendere
e completare questa opera fondamentale per la nostra economia veneta. Ecco, anche perché ci sarebbero le Olimpiadi Milano-Cortina, servirebbe un po' nel 2026, sicuro, chiaramente il 2027 torniamo a quello che abbiamo sentito nel servizio, c'è un problema di tempi nella realizzazione in Italia, oltre che di costi. Zanini, lei a cosa attribuisce questa lentezza? Diciamo, i fattori sono molteplici. C'è stata una bella accelerata onestamente rispetto agli anni che abbiamo perso, sono stati persi il 2018-2019, purtroppo sono stati persi in questa incredibile lite che c'era stata allora nel governo a Roma tra i rappresentanti del Movimento 5 Stelle e gli altri partiti, che ha bloccato, e lì abbiamo perso 18 mesi. Adesso che la macchina è ripartita celermente, vi sono i classici problemi amministrativi. Per esempio oggi c'è la prassi del classico comune di Verona, della provincia di Verona, in questo caso il comune di Cagliero, che sta facendo la raccolta e una petizione per chiedere lo spostamento dell'opera, la modifica, diciamo, delle robe operative. Quindi, diciamo, abbiamo perso tanto tempo purtroppo in chiacchiere inutili. Ma chi ha perso tempo? Come nel Piemonte, con la Val di Susa, abbiamo perso tempo, mesi e mesi e mesi. Concordo. E qua c'è una grande responsabilità della politica. Tempo? Adesso che la politica, diciamo, mi sembra avviata, stiamo purtroppo pagando le disquisizioni, quelle operative, locali, Zanini, l'operatività, però almeno la macchina adesso è partita bene, però va messo quello. Chi ha perso tempo? Sono 20 anni che aspettiamo questa alta velocità. Mi sente? Allora, chiaramente, sono chi ha perso tempo poi è stata la politica, che non ha saputo decidere, non ha saputo capire la gravità di essere in ritardo rispetto ai resti paesi europei nell'alta velocità e nell'alta capacità, che si è fatta, diciamo, intimorire da interessi privilegiati di poche persone a scapito delle migliaia, centinaia di migliaia di imprese e di cittadini. E qua la nostra classe politica, anche di parecchi colori, ha gravi responsabilità. Abbiamo perso 20 anni, come diceva lei prima, dottore. E adesso allora io vi do due soluzioni. La prima soluzione è all'Italia. Dice, cosa c'entra con le rotaie? Allora le dico che l'Italia guadagna, la linea più privilegiata dell'Italia è Roma-Milano, perché non ne ha altre, poveretta, Roma-Milano e Roma-Venezia. Se noi mettiamo l'alta velocità Roma-Venezia non monta nessuno più in aereo. E quindi è finita. Addirittura c'è una linea che fa Milano-Venezia e anche quella, poveretta, se la chiudiamo, l'Italia è meglio che butti via gli aerei. Questo è il primo, no? La seconda parte invece c'è interessi, perché c'è un progetto già approvato da precedenti governi che hanno progettato la nuova autostrada, già non ne abbiamo abbastanza, la nuova autostrada che fa Tirreno fino ad Olo. La Orte Mestre. La Orte Mestre. Se mettiamo l'alta velocità con i treni, trasporto merci, con l'alta velocità, allora andiamo contro gli interessi, e vi dico che non sono gli interessi del Veneto, assolutamente. C'è qualcun altro che a sud è molto molto interessato, è sempre il solito, e quindi perché dobbiamo mettere l'alta velocità? Se c'è già questo progetto e hanno già fatto le trattative per bloccare le aree dove passerà questa nuova autostrada? Questa è la domanda. Allora, ci vuole un coordinamento generale, perché abbiamo visto la volta scorsa nella trasmissione che poi vanno sempre avanti certi interessi e certi altri restano indietro. E lei fa un bellissimo discorso, perché prima devono venire i cittadini, poi devono venire quelli che sono interessati a fare le opere. Le opere servono a creare economia, ma se le opere sono prioritarie rispetto ad altre,
allora la Mestre Orte va bene lo stesso una volta che abbiamo fatto l'alta velocità, ma non possiamo aver tagliato fuori Friuli, Veneto e Lombardia perché c'è qualcuno altrimenti che non guadagna abbastanza. Il costo dell'Alitalia pesa anche sulle ferrovie e quindi i 6 miliardi mi pare degli ultimi 2 anni che hanno tirato fuori per l'Alitalia, vado a memoria, vanno a pesare sull'economia italiana, quando l'economia italiana, come giustamente lei ha detto, serve ai cittadini, serve al disinquinamento, serve perché io non devo prendere la macchina per andare a Milano, prendo un treno veloce e nel giro massimo di un'ora sono da Padova fino a Milano. Questi sono i punti fondamentali. Chi è che si inventa di infilarsi dentro l'autostrada Padova-Milano? L'ho fatta ieri per andare a Modena ed è una cosa folle, no? Scusate, Mantova, ho fatto Padova, Verona, Mantova e ci sono 2 file accoppiate di camion in partenza fino all'arrivo e dall'altra parte c'è la terza corsia è solo per le automobili e siamo a una strutturazione di un'autostrada fatta circa 30 anni fa. Quello che dite è giusto, ma dovete tirar fuori anche chi sono i responsabili e chiaramente tutti sono responsabili quelli che hanno avuto un governo su cui poter decidere. E da 20 anni mi pare che si sono alternati tutti. Allora, io direi, visto che siete parlamentari, fate un'interpellanza in Parlamento. Noi l'appoggiamo, diamo spazio ogni settimana a questo problema finché è stato risolto. Perché io credo che il tormentone sia la cosa più efficiente ed efficace per far sì che i cittadini si sveglino, che lasciano a casa la macchina quando è possibile e invece facciano i viaggi lunghi o medi con un treno dignitoso. Questo è il punto. E poi naturalmente il problema, sai, anche un altro, ma questo viene dopo. Chi costruisce i treni e quanto costano i treni italiani rispetto ai treni di altre nazioni? E qui è una bella domanda. Prego. Certo. Caone, cosa dici? Intanto partiamo dal presupposto che i treni non sono solo italiani e non abbiamo solo compagnie italiane. Nel caso nostro c'è anche Italo. Sappiamo benissimo che viene, però c'è un po' di concorrenza, che viene boicottato, è inutile stare qua, no. È palese, però un po' di concorrenza ce l'abbiamo che può spingere, che può spronare diciamo anche l'ente di Stato, anche se magari è un SPA, ma sappiamo benissimo come è strutturata. Quello che io sto facendo, perché l'interpellanza tutto va bene per smuovere le acque. Quello che io sto facendo invece in questo momento è una cosa un po' più certosina, un po' più difficile, che mi appello a voi, che avete l'informazione, e mi appello naturalmente alla classe politica del Veneto, del Friuli e dell'Emilia Romagna. Ho mandato un ordine del giorno già preconfezionato, basta solo mettere il nome del paese e i presentatori, la firma dei presentatori, dove si faccia passare in consiglio comunale di ogni comune, dove in questo ordine del giorno viene richiesto quest'opera per i motivi che ho appena elencato, ma che se ne vogliamo poi lungo la discussione ne possiamo aggiungere a altrettanti, con questa formula della politica che nasce dal basso, che c'è la volontà, che c'è la voglia. Si può andare a discutere nel Ministero o io ho già depositato assieme ai miei colleghi una mozione da discutere direttamente in Parlamento. Certo che io la mozione voglio portarla in discussione quando ho tot consigli comunali che mi hanno votato questo ordine del giorno che va a rafforzare la mia richiesta. Questa è la vera politica che si dice che bisogna farla dal basso. Ogni consiglio comunale non si viene eletti i consiglieri comunali solo per parlare della fognatura o del marciapiede che è scheggiato
o del San Pietrino che ha sporcato qualche cane. Dobbiamo ragionare e fare della palestra politica dentro i nostri comuni, ragionare a interprovinciale, interregionale, in questo caso qua, di un progetto nazionale. Ripeto, a me interessa poco la Pirelli, interessa poco l'OM, interessa poco l'Alitalia. Non è concepibile che su una tratta che va fino a Salerno, in ogni caso la tratta più semplice da costruire, l'alta velocità, perché è tutta una piana, cioè tutta la famosa pianura padana che va da Padova a Bologna, non sia, io la chiamo la continuazione, perché manca solo, per me è come un cantiere aperto che bisogna chiudere. Questo io l'ho messo come effetto clessidra nel comitato, perché fa effetto clessidra, ripeto, tra un peso specifico, tra tutto quello che fa il nord-est, tutti i collegamenti del nord-est, con Bologna abbiamo un effetto clessidra sopra una rotaia anteguerra. Perciò si va a rafforzare. Io chiedo a tutti gli amministratori, qualsiasi colore politico, insomma ci sarà solo qualcuno che magari è contrario all'alta velocità, ma vedo e constato che nei vari comuni tutte le sere viene votato questo ordine del giorno, poi me ne vanno a comunicare. Rifaccio l'appello perché è importantissimo questo passaggio, perché se io vado dal presidente Draghi o dal ministro e gli dico guarda che ho consigli comunali che rappresentano 1,5 milioni di abitanti tra il Veneto, il Friuli e l'Emilia Romagna, qualsiasi parte politica o tecnica ne devono prendere in considerazione. Se va invece un partito, sembra che sia il partito che vada a prendersi l'opera per poi farsela, insomma, far vedere che ha fatto qualcosa per il territorio. Soprassediamo, facciamo la politica più alta, partendo dal territorio, partendo dal basso, cerchiamo di dare un valore aggiunto al nostro territorio, portando il completamento di un cantiere per me, perché è inconcepibile che si fermi a Bologna e riparti a Padova. Non ha senso, ripeto, e questo ci darebbe la possibilità, tra l'altro perché il treno è una cosa molto bella, parlando di aerei, se adesso io faccio il turista e ipotesi che un treno al giorno lo faccia fermare a Abano Terme per dare una mano a tutto quanto la bassa padovana e le terme, tenendo in considerazione che Napoli dintorni, Bologna, Roma e dintorni, Firenze dintorni, Bologna e dintorni, il totale mi fa circa dai 9 ai 10 milioni di possibili utenti che possono anche venire a soggiornare qua. Certo. Quel turista mi può comprare la bottiglia di vino di Amarone da Verona, mi può comprare la bottiglia di vino dei Colli Ugani o il chilo di riso del Delta del Po e non ha nessuna conseguenza poi portarlo a casa. Lo faccia proprio a lei a fare 1 chilo in più nella valigia Ryanair e vediamo se conviene lasciare il riso al check-in. Costa 3 volte. Costa 3 volte. Perciò abbiamo anche un tipo di turismo che conseguentemente è più propenso a comprare quei prodotti che creano sicuramente quel commercio e quello scambio poi culturale che in aereo attualmente non si può fare. Poi se mi parla dell'Alitalia, oggi l'Alitalia è ferma a 0 ore, prima parlavo proprio un attimo fa, prima di entrare in trasmissione, certo, parlavo con il presidente del sindacato dei piloti dell'Alitalia, tra l'altro un amico di vecchia data. Dice, non abbiamo neanche più lo stipendio, cioè ci stanno spostando lo stipendio. Allora a questo punto tanto meglio che l'Italia cominci a ragionare che se non abbiamo gli aerei ci dobbiamo organizzare con i treni. Sì, poi certo, per quanto riguarda gli aerei teniamo presente anche un altro aspetto, questo vuol dire sviluppo dell'Italia, sì, soprattutto dopo questa pandemia, perché Bologna è collegata anche con la Puglia, certo, e quindi l'alta velocità per arrivare in Puglia è necessaria. Allora ripropongo un altro problema, noi ci siamo fermati sul famoso TAV, quella galleria che si fa ma non si farà mai, con delle spese che sono folli. Abbiamo fatto un calcolo che il costo di quella galleria corrisponde alla alta velocità di tutta Italia se viene fatta ai prezzi che usano i tedeschi. Si vede che l'euro in Germania vale di più, non lo so. Ecco. Quindi
Va bene fare le grandi opere, per esempio il ponte di Messina, ma diciamo che ci sono delle priorità che rendono di più. Poi ci si può fare anche il ponte di Messina, si può fare un ponte che arriva fino in Sardegna, così eliminiamo tutti i traghetti. Però direi che la cosa principale è collegare tutte le città principali d'Italia con l'alta velocità. Io vorrei Bari, Bologna, Venezia, perché allora la gente affluisce meglio verso il sud d'estate e magari d'inverno viene verso nord. Certo. Perché costi e benefici sono questi. E alla politica è la scelta, e quindi se lei ha questa intenzione di coinvolgere i vari comuni, noi se è necessario gli diamo una mano. Facciamo una cosa alla volta, intanto concentriamoci in questi 124 km che per me, ripeto, è come fosse un cantiere ancora aperto. Per me è un cantiere aperto mai finito, no? Perché manca questo pezzo. Volevo dire al signore che mi scusi in questo momento, non mi ricordo, che io ho fatto un'interrogazione e mancava il finanziamento tra Vicenza e Padova, circa 1,7 miliardi se non sbaglio. Non c'erano ancora i fondi per finanziare quest'opera itinerante. Non più tardi, poi è stato nominato il commissario e da quel momento là in poi non so più di tanto come siano andati avanti i lavori in questi ultimi giorni, perché poi però posso dire che dalla settimana prossima sono membro della Commissione Trasporti, perciò quindi avrò modo più diretto e interessante, perché fatalmente ho un po' spinto, dico la verità, però non lo pensavo e oggi mi hanno comunicato che dovrei andare in Commissione Trasporti. Insomma. Bene, quindi avremo una voce dall'interno. Zanini, un'ultima battuta prima di salutarci perché il tempo scappa via. Bene, intanto allora mi fa piacere di questa importante nomina dell'onorevole, perché diventerà appunto il nostro anche un momento di confronto importante con lui. Sì, ma tramite diciamo, i diretti interessati poi ci possiamo anche scambiare i numeri di telefono per... Prego. Assolutamente sì, diciamo, io volevo solamente dire questo, quindi il Comitato Veneto SITAV nasce proprio, rappresenta 23 diverse associazioni del territorio, quindi ci sono le piccole e medie imprese di Verona, di Vicenza, ci sono altri settori merceologici, addirittura vi sono proprio associazioni di rappresentanti della società civile proprio uniti da questo grande obiettivo, la viabilità, i trasporti, quindi diciamo compito nostro adesso è proprio ancora di vigilare, di stimolare, di evitare anche gli sprechi, perché i soldi pubblici evidentemente sono di tutti i cittadini, e auspichiamo adesso anche quindi che vi sia una attenzione, e più dal mio punto di vista più vi è anche una rete di trasporti, quindi anche da Bologna a Padova, di cui conosco meno onestamente, però più la rete è fitta più ci sono grandi opportunità per tutti. Certo, benissimo, grazie allora a Germano Zannini del Comitato Veneto SITAV per essere stato con noi, grazie a... Vorrei aggiungere, se posso, 30 secondi. Io la prima proposta che farò in commissione è quella di riuscire a trasformare gli appalti per i cantieri col sistema Genova, magari anche rinnovato dopo magari aver visto quali problemi ha comportato Genova. Soprattutto una cosa, mi pare che manca la linea Bologna-Verona, perché è inutile fare Bologna... Padova-Verona, perché non ha senso. Quindi contemporaneamente fa parte del collegamento che è già itinerante. Un piano per la regione e dopo si stabiliscono i tempi di realizzazione. Spero che la regione ci dia una mano. Beh, basta andare da Zaia a bussare. Certo. Adesso che è finito il Covid praticamente, perché compra i vaccini, siamo contenti, dai. Ecco, appunto. Adesso, tra l'altro, appunto, allora ringrazio anche Roberto Caonna per essere stato con noi. Adesso, appunto, andiamo un attimo in pubblicità e torniamo subito. Non cambiate canale, perché parleremo proprio di vaccini e parleremo soprattutto anche del nuovo polo della salute di Padova. Tra poco.